Buongiorno, sono ancora in pigiama, ho registrato un video e vorrei registrarne un altro, però non lo so. Oggi è una giornata strana, infatti non sono andata né a camminare né in bicicletta. Sì, perché ieri mi sono fatta gonfiare le gomme della bici e ce l'ho da qualche anno quella bici. L'ho usata pochissimo perché mi si infiamma sempre il tendine rotuleo e quindi non la posso usare molto. Ieri l'ho provata, sono andata fino al San Vito e è stato faticoso, ma neanche tanto. In pochissimo tempo sono anche tornata e è più faticoso del camminare, sì, molto. Però la bici, insomma, ti fa fare un po' più muscoli rispetto alla camminata semplice. E solo che devo ricordarmi di mettere la ginocchiera perché altrimenti starò ferma per qualche mese. E niente, che giornata buia oggi. Cioè, vi ho detto che era una giornata buia, c'è il sole. Io non capisco più che tempo faccia. Il video per oggi di YouTube tarderà perché devo ancora caricarlo, quindi proverò a caricarlo con la Vodafone e per fare più veloce, ma non vi assicuro niente, non vi assicuro che per le 14 ci sarà il video, ecco. Ciao, buon pomeriggio, piove. Sono a Bribano di Sedico e sto aspettando Franz che è andato a prendere una cosa per il decespugliatore, forse, una roba del... Oggi gli faccio da autista. Sta arrivando, miracolo! Ciao ciao! Non mi sembra giusta questa cosa, c'è bel tempo praticamente ovunque, qui da me no, piove. Diluvia. Che tristezza. Visti i vostri messaggi in direct mi consolo. No, ma so che in Valle d'Aosta c'è bel tempo, in Abruzzo anche, forse dipende dai posti, però so che a Roma c'è bello. E per consolarmi ancora di più ho acceso il fuoco perché c'è un'umidità e che ho detto accendo il fuoco, infatti sono qua attaccata al forno che inizia a essere un po' tiepido. E sto da Dio qui. Sono di nuovo bionda e sono rimasti gialli. Devo ritonalizzarli, ma adesso non ho voglia, quindi farò magari o domani o dopodomani. E poi sono rimasti azzurri dove erano azzurri. Buonasera, sto andando a recuperare la mia macchina a casa e questi capelli sono troppo gialli. Non mi piacciono per niente. Li devo sopportare. Pioviggina, Buongiorno, io ho il gatto che mi fissa. Guardatelo. Pepe. Papà! No, non ci casca. Avrei voluto farmi sentire prima. Ho ritonalizzato i capelli oggi, sono un attimo più bianchi, ma non ho tenuto tanto, quindi non vorrei disfarmi i capelli. Sono stata al colloquio, al collocamento. Non ho risolto granché. Sono stata al collocamento per cercare lavoro. Cioè, perché cercare lavoro? No, in realtà per dare la disponibilità a un lavoro. Mi ha dato tante informazioni e consigli, non so se li seguirò perché sinceramente io non voglio fare i lavori che mi ha detto lei e quindi il grosso problema mio è che non so cosa voglio fare e quindi a 28 anni io non so cosa voglio fare della mia vita e lei è rimasta un po' spiazzata dalla mia risposta che non so cosa voglio fare però è così, non posso dire sì so. Vi volevo aggiornare, Wally è stato preso dall'ULSS, quindi da mia mamma che l'ha dato all'ULSS. Insomma, non andare dentro Alfa, no. E quindi viene fatto castrare. E poi, qui c'è la gabbia, perché dobbiamo prendere Betta e Gatto Volante. Sarà ben difficile. Mi è partito il momento critica, perché, cavolo, sono tutte vendute su YouTube per 4 caramelle di numero che hanno mangiato caramelle, non integratori seri, caramelle. Mi sento già i capelli più belli, ma andate a cagare. E adesso vado a lavare i piatti. Avevo steso di fuori, ho dovuto stendere in casa perché è iniziato a piovere. No, cioè, la stagione è questa, pioggia, al pomeriggio c'è la pioggia.
E poi adesso Carlita se ne esce con la storia del magnesio. È sempre esistito il magnesio. Adesso perché lei lo usa, lo usano tutte, lo comprano tutte. Ma siete proprio assurde. È sempre esistito, si sa che fa bene il magnesio. E non ho finito. E adesso sembrano miracolosi i prodotti della Fito. Perché? Perché vengono mandati gratuitamente. Dai, ma siete proprio tutte vendute, tutte vendute. Mi fate schifo. Ciao! A parte tutto ciò, vi aspetto ore 14 su YouTube per un nuovo video Wish, un video haul creativo, e dopo più tardi vi metto anche i link nell'info box di tutti i prodotti che vedrete quando ho tempo, dopo. Sono a San Vito, sono in bici, la mia bici non l'avete mai vista, una mountain bike. E ho cambiato batteria al computerino e vi posso dire che sono... Aspettate. Allora, ci ho messo 20 minuti, 23, perché sono andata molto piano per il ginocchio, ho anche la ginocchiera tra l'altro, e 4 km e 25, non da casa mia a casa dei miei. Ho messo un'altra maglia sotto adesso perché fa freddo, c'è l'aria ghiacciata. Ha nevicato sulle montagne e l'allergia non mi abbandona. Fortuna che domani ho la visita oculistica e quindi mi farò dare qualcosa anche per, non so se congiuntivite ciclabile e deserta. E domenica passa il Giro d'Italia per di qua. Sì, non sulla ciclabile, sulla statale. Se riesco vi riprenderò qualcosa, ma dipende se farà bel tempo o meno. Sono in compagnia dei gatti, Dash e Alfa, ma Dash è pazza, è veramente ruffianissima. Chissà quando porteranno di nuovo a casa Wally. Mi manca non vedere il piccolo Wally qui. Vabbè. Distanza totale andata e ritorno 8 km e 48. La cattura di Dash. Dashi. Dash. Dash. Tieni. È tua. Non ho i filtri. Instagram ti voglio tanto bene, però non ho i filtri. Non so. Vabbè, colorito strano. Ma sul serio mi fa un colore strano. Buongiorno. Ma perché non rinnova un po' i filtri Instagram? Sono sempre gli stessi. Comunque, adesso metto a caricare un video che ho registrato ieri. Ne registro uno e poi vado in bici. Allora, vi do già l'anticipazione. Devo registrare il video della Res Chimica, che non è in collaborazione assolutamente. Ho il pacchettino qua e mi sta attendendo da qualche giorno, quindi registro. Ovvio che testo anche la resina, se no non ha senso spacchettare questa scatolina perché c'è solo resina dentro, e quindi la testo, magari la trasparenza e poi colorata e pronti via. Sì, buongiorno. Mi sono dimenticata di resettare il computerino dalla bici, sicché fino ad adesso ho biciclettato per 50 minuti 12 km e 45.
Sono arrivata a Cortina al Codivilla, solo che non c'è parcheggio. Adesso mi sono messa in un posto che non sarebbe neanche parcheggio e aspetto a vedere, quella dovrebbe andare via, ma perché non mi fido tanto a lasciarla qui, Mi sono spostata, così sono sicura che sono nel parcheggio e non possono dire niente. No, perché non è mai... Qua a Cortina è nuvoloso, piovigginava prima. Tempo brutto qua dentro. Ok, visita fatta. Praticamente non è peggiorato quasi niente. Cosa mi ha detto? 0,25, ma non ho capito. Insomma, c'è la carta e quindi è rimasta quasi uguale la vista. Vado lo stesso a farmi a vedere quanto mi costerebbero gli occhiali che ha fatto anche mia mamma, quelli con le lenti che si attaccano da sole. Voglio vedere quanto mi costano e se non vengono a costare più di 300 euro, perché a me non costano tanto le montature quanto le lenti, se non costano più di 300 euro faccio questa spesa e via. Aiutatemi a capire, cioè per distanza, a permanenza, per musica, cioè le lenti per la musica. Spiegatemi cosa significa per musica. Nel frattempo ho gli occhi che lacrimano. Insomma, questo è quello che ci vedo io, o che non ci vedo, ma insomma, questo è aggiornato. C'ho anche quello vecchio del 2013, che alla fine è quasi uguale. Ah, che caldo che sta mattina. Se mi fermavano con 2 pupille del genere, pensavano di sicuro che avessi assunto qualche droga. Mamma mia. Cioè, ha iniziato a fare effetto le gocce quando sono partita dal Codivilla. E vi dico solo che è stata un'impresa riuscire ad arrivare a casa in macchina guidando. È stata un'impresa. Prima e ultima volta che vado a fare la visita oculistica da sola, perché veramente avevo gli occhi che si chiudevano. Buongiorno, gli occhiali sono così, sono neri e dentro gialli. Comunque devo andare a prendere il collirio perché ho gli occhi che con sta allergia non ne possono più. Comunque ci vedo decisamente meglio. Avrei potuto vedere anche meglio, ma l'oculista ha detto che era troppo aggiungere quel 25 in più ovunque, tutti e due gli occhi, e quindi 0,25 scusate. E quindi sì, ci vedo meglio, ma non... Gli occhiali li ho pagati 230 euro. Sarebbero costati di più, decisamente di più, però lì dove andiamo ci fa sempre gli sconti e quindi ho pagato di meno, insomma. Ci sono ancora i cervi che girano. E ieri mi è partito il tic di fare un acquisto su Amazon. In realtà ne vorrei fare tanti, però con la scusa che non mi è ancora arrivata la disoccupazione, abbiamo il mare a giugno, eccetera, volevo cercare di non spendere, però mi sono comprata l'aggeggio da attaccare alla bici per poterci mettere il telefono. Il telefono si può mettere sia in verticale che in orizzontale e così posso farvi qualche video di dove vado, anche se è sempre la solita strada, però